L'inchiesta è stata archiviata. Il caso della morte del 23enne tunisino annegato nelle acque del Brenta lo scorso 10 gennaio sfuggendo da un controllo di polizia è chiuso. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione fatta dal pubblico ministero nei confronti dei due agenti del commissariato Stanga che l'avevano inseguito per identificarlo. La notizia è stata comunicata dal sindacato FSP Polizia subito dopo che il corpo del 23enne era stato recuperato dalle gelide acque del Brenta a Ponte Vigo d'Arzere. I due poliziotti erano stati accusati da alcuni amici del tunisino di averlo picchiato, fatti che non sono mai stati riscontrati. L'autopsia infatti aveva confermato la morte per annegamento e non aveva rilevato ferite riconducibili a percosse, tant'è che il giudice ha chiesto l'archiviazione per i poliziotti. Il 23enne, mentre stava camminando lungo l'argine, alla vista degli agenti iniziò a scappare, gettandosi nelle acque e annegando in pochi minuti a causa delle basse temperature e della forte corrente. Ora, dopo l'archiviazione, il sindacato FSP agirà per vie legali contro chi aveva mosso le accuse contro i poliziotti. Le farneticanti e infamanti accuse lanciate da una presunta amica della vittima nei confronti dei colleghi, ha scritto in una nota Maurizio Ferrara, segretario regionale FSP Veneto, troveranno la giusta risposta nella denuncia che il sindacato si appresta a presentare all'autorità giudiziaria nei suoi confronti, ma nel frattempo restano i danni morali e materiali che i poliziotti sottoposti ad un'ingiusta agonia mediatica hanno dovuto subire in questi mesi.